Una nuova banca fatta da imprenditori del territorio e dai dipendenti di Veneto Banca che acquisti i crediti deteriorati anziché svenderli ad altri soggetti distanti dal territorio. È la proposta del settore bancario della CISL come risposta ai tagli e ridimensionamenti confermati dall'amministratore delegato Cristiano Carrus nel suo intervento a sorpresa questa mattina durante l'incontro dei delegati sindacali a Silea. Un passaggio quasi obbligato per Carrus dopo la diffusione del bilancio 2016 di Veneto Banca. Tra i punti toccati il miliardo e 300 milioni come fondo sofferenze nel credito, definito una tassa del macinato nei confronti della Banca Centrale Europea, ma soprattutto una conseguenza di affidamenti concessi più in nome dell'amicizia che della solidità finanziaria del cliente. Carrus che ha ribadito come la fusione con Popolare Vicenza sia inevitabile, anche se ogni intervento su sedi e dipendenti è subordinato alla messa in sicurezza della banca, una condizione che si potrà attuare solo con l'intervento dello Stato calcolato a Bruxelles in almeno 6 miliardi e 400 milioni di euro, ovvero la somma della ricapitalizzazione delle banche venete. Intanto Vicenza è costretta a comprarsi le azioni da Cattolica Assicurazioni, che ha deciso di uscire dal settore vita della Vicentina. A questo è coincisa l'immediata contromossa di Corso Palladio con l'offerta al mercato delle quote in possesso della Cattolica per un valore di circa 10 milioni e mezzo di euro.